Non riesco a vederla fuori di me e quindi amo la pittura degli altri, direi. Io mi fermo davanti a un negoziaccio qualunque dove vendono delle grotte azzurre, sono attratto, mi fermo a guardare, sia pure per un istante, ma sono molto attratto dalla pittura. In particolare, naturalmente, ci sono in particolare dei quadri che mi hanno colpito di più, che mi hanno impressionato, che sono serviti alla mia formazione, direi. Un quadro al quale mi sento particolarmente legato perché l'ho studiato molto, perché ho fatto delle copie e poi perché mi è, credo, profondamente congeniale, è il Marat morto di David. Un dipinto singolare, un dipinto di una grande severità e solennità. Tutte le volte che io vedo questo quadro o penso a delle interpretazioni diverse, o penso alla possibilità di accentare diversamente certe cose che sono nel quadro, oppure di abbandonarmi proprio alla copia che poi è la vera qualità dell'arte. David stesso diceva una cosa molto bella a questo proposito. David, quando parlava di un suo allievo di valore, non diceva dipinge bene, non diceva questo dipinge bene, diceva il est très bien pénétré, è ben penetrato del suo soggetto. Cioè lui pensava che il dipingere non fosse soltanto avere una tavolozza in mano, un pennello, avere un mestiere, una manualità, ma essere talmente dentro la cosa che esprimerla diventava un fatto naturale. E infatti lui odiava la pennellata, odiava che si vedesse come un quadro era fatto. Un quadro doveva essere qualche cosa che parlasse al di là della sua fattura. Non c'è un filo di retorica nella composizione di questo quadro. Si vede Marat immerso nella sua bagnarola dove lui faceva un bagno di mercurio a causa della sua malattia. C'è la cassetta dove teneva il calamaio, il foglio di carta, la penna e a terra c'è il coltello di cui si era servita l'assassina Carlotta Corday, una giovane fanatica aristocratica venuta apposta dalla Normandia per uccidere in Marat il simbolo della rivoluzione. Per noi sei l'unico sostegno, povero Marat, noi ti crediamo fedelmente, ma l'intera tua saggezza... Era il 13 luglio del 1793 e l'Assemblea nazionale chiese a David di conservare per sempre alla memoria dei posteri l'immagine dell'amico del popolo. Il Marat morto di David, a mio parere, è un grande quadro rivoluzionario che corrisponde al momento più alto raggiunto da questo pittore, un quadro che unisce due virtù fondamentali, la serenità e la sicurezza di una visione classica con un sentimento del presente, un sentimento della realtà, una palpitazione di realtà. È un quadro eccezionalmente dove queste due qualità che di solito sono separate se non contraddittorie si fondono, si uniscono. In questo quadro si sente che David era amico di Marat. Cioè il rapporto tra David e Marat viene fuori da questo dipinto, così come viene fuori il rapporto tra David
e i club giacobini e la condotta della rivoluzione fatta dai giacobini e il rapporto tra Marat e la rivoluzione. Tutte queste cose si capiscono molto bene qua a Parigi, visitando, rivisitando i luoghi della rivoluzione. Beh, questo è un caffè molto celebre, dove si riunivano i rivoluzionari, i giacobini, e prima gli enciclopedisti, sono tutti passati da questo caffè. E d'altronde tutto questo quartiere è un quartiere nel quale si viveva una vita molto fervida, una rivoluzione che nasceva anche da rapporti personali, da amicizie. È un caffè dove si riunivano gli amici che hanno fatto la rivoluzione francese. Senza amicizia non si fa neanche la rivoluzione. Marat abitava qua, un pochino più avanti, a destra. Questa strada continuava, e la Cour du Commerce si chiamava, e si chiama ancora, e continuava con questa inclinazione. Nel punto dove c'è ora la statua di Danton c'era la casa di Danton. Ma al momento della morte di Marat, come sappiamo, Danton era del gruppo della montagna, era nello stesso gruppo con Marat, nello stesso schieramento politico. I dissidi cominciarono dopo. E un pochino più in là, nella strada accanto, abitava Camille Desmoulins. Quindi erano un po' tutti riuniti. Insomma, quando io dicevo la parola amicizia, in fondo è la traduzione italiana della parola fraternité, che era molto, molto usata, molto sentita nelle conversazioni, negli incontri continui che c'erano tra queste persone. E qua di fronte, questo edificio che era l'edificio dell'Ancienne Comédie, l'edificio dove si recitavano le commedie, c'era lo studio di David. Questa è la tipografia dove Marat ha stampato l'Ami du Peuple e dove ha anche stampato i primi proclami, le prime invocazioni al popolo francese, ancora prima dell'Ami du Peuple, che è stato stampato solo nel settembre, mi pare il 16 settembre, la prima copia dell'Ami du Peuple è uscita il 16 settembre dell'89, dopo la presa della Bastiglia naturalmente. È straordinario questo edificio che ha conservato tutta la sua verità, e questo quartiere continua ad essere ancora un quartiere rivoluzionario, come si sa, perché i moti studenteschi del 1968 sono cominciati proprio in questa zona, nella zona dell'École de Médecine, e ancora qua vediamo delle tracce di questa continuità rivoluzionaria. Vediamo che c'è il segno dei pacifisti, c'è scritta la parola peace e la parola love, cioè le parole pace e la parola amore, che sono due parole rivoluzionarie. Boire à la Capucine, c'est boire pauvrement. Boire à la Célestine, c'est boire largement. Boire à la Jacobine, c'est chopine à chopine, mais boire à la Cordelier, c'est vider les celliers. Bere al modo dei cordiglieri e bere vuotando la cantina. Questo era l'antico convento dei Cordiglieri, che era un ordine di frati minori francescani. E già da questa vecchia canzone francese, da questa strofa di questa vecchia canzone francese, viene indicato un carattere sia dei frati cordiglieri, sia del club dei cordiglieri, che si installò in questo edificio, proprio in questo edificio, che era il refettorio del convento, dove loro tenevano le loro sedute. Il carattere particolare del club dei cordiglieri
era il loro legame con le masse, il loro legame col popolo. I Cordiglieri vivevano in mezzo al popolo e tenevano contatto costante, continuo con il popolo di Parigi, con le masse. Davanti a... qua c'era un giardino e un cortile. In questo giardino e cortile furono fatti i funerali di Marat. E i funerali di Marat furono organizzati da David, che aveva l'incarico di organizzare, di predisporre tutte le cerimonie pubbliche, le cerimonie ufficiali durante la rivoluzione. Era stata messa una piattaforma dove c'era il corpo e David è venuto a disegnare e a continuare i suoi studi proprio qua davanti. Fu l'ultimo incontro con il suo amico, fu la conclusione di un'amicizia, fu anche un fatto abbastanza curioso, perché questa amicizia tra Marat e David era un po' una volontà di David di identificarsi in Marat. Lui vedeva in Marat tutto quello che lui avrebbe voluto essere. E questo fu l'ultimo incontro tra loro due. Poi il corpo di Marat fu seppellito nel giardino di questo convento e il cuore, imbalsamato, e conservato nella cappella sempre del convento dei Cordiglieri. Naturalmente poi il corpo fu trasportato al Pantheon e poi dopo, durante la restaurazione, non si sa più niente di che cosa sia avvenuto, né di questo corpo né di questo cuore. Resta però il quadro di David.